Chiudiamo a 2200 iscritti da 25 paesi, quindi sicuramente un record dopo la pandemia, e la Pressoché Cycling si dimostra ancora uno dei pochi eventi in Italia a livello nazionale ma a livello internazionale in crescita dopo il 2019, quindi direi che il risultato è assolutamente positivo. Le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene si dimostrano ancora, anche grazie alla Prosecco Cycling, direi soprattutto grazie alla Prosecco Cycling, da 19 anni si dimostrano la destinazione del cicloturismo mondiale. Abbiamo firmato questo protocollo d'intesa assolutamente unico al mondo con gli organizzatori degli eventi più importanti e partecipati, quindi Cape Town, Sudafrica, e New York TD5 World Bike Tour. È una cosa unica assolutamente, la Prosecco Cycling ha un occhio di riguardo verso l'ambiente, stiamo facendo molto, stiamo investendo molto verso questa direzione, tutto quello che facciamo, la maggior parte delle cose che facciamo sono sostenibili, dal riciclo delle plastiche, qualsiasi cosa, c'è un'attenzione davvero maniacale su questo concetto che ci proietta davvero tra i grandi grazie a questo accordo che è assolutamente unico. È una cosa rigorosa che prevede anche un bilancio ambientale, quindi gli eventi che hanno aderito a questo accordo devono anche con i fatti poi dimostrare di essere stati in grado di supportare quanto richiesto.